Certo, un grande lavoro di squadra. Noi anestesisti in questa nuova configurazione di quello che è il blocco operatorio della nuova Cittadella gestiamo complessivamente tutta l'attività ordinaria e tutta l'attività d'urgenza. Soddisfiamo circa 6.000 urgenze all'anno, quindi in queste ultime appunto settimane, come ci è stato spiegato, abbiamo avuto questa ulteriore concentrazione di casi complessi, di patologia ortica diciamo complessa, e quindi siamo stati in grado, grazie all'alto valore della mia squadra, ho in tutto 60 anestesisti, 300 infermieri, di cui 120 al blocco, 150 delle terapie intensive. Siamo riusciti a gestire questo evento eccezionale e con ottimi risultati, quindi sono molto riconoscente alla mia squadra per l'ottimo lavoro che è stato fatto. In più, gli anestesisti rianimatori in questa patologia complessa, solo una piccola parte di loro agisce aiutando il chirurgo e radiologo con il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, cioè garantiamo l'integrità della funzione del midollo spinale, che in alcune condizioni potrebbe essere danneggiato da questi interventi, cosa che non è avvenuto grazie a questo ulteriore apporto, e quindi siamo molto soddisfatti.